Allora siamo con Natascia Piai. Allora Natascia, si è concluso secondo te il momento difficile del Vittorio Veneto? Lo speriamo. Adesso domenica abbiamo un'altra partita molto difficile contro Castelvecchio e dobbiamo andare a dimostrare che questo momento buio è definitivamente finito. Oggi per te è una tripletta qui a Bressanone, sicuramente il gol sul rigore ha aperto le danze, ma per quanto riguarda il gioco sicuramente il Vittorio Veneto nel primo tempo, nei primi 20-25 minuti ha fatto bene, poi sicuramente il Brixen giustamente poi è venuto fuori, comunque porti a casa il pallone oggi perché hai fatto 3 gol. Sì, siamo riusciti ad andare praticamente subito in vantaggio con il rigore. Abbiamo continuato a giocare molto bene, secondo me, il primo tempo, però non siamo riusciti a concretizzare. Il secondo tempo sono state un po' più pericolose loro, nel senso che ci hanno tenuto nella nostra metà campo, però senza mai impegnare più di tanto alla fine Reginato. Quindi siamo rimaste lì, non riuscivamo a ripartire perché forse anche la stanchezza, abbiamo sbagliato tanti passaggi e poi per fortuna siamo riusciti a fare 2-0 e quindi da lì poi è cambiato tutto e abbiamo preso in mano la partita definitivamente. L'unica pecca magari è l'espulsione del Pozzolo. Sì, è un peccato perché era appena rientrata dall'infortunio, si stava facendo bene, si sentiva in forma e diciamo che il suo obiettivo era rientrare per giocare a Castelvecchio. Fatalità, oggi è arrivata l'espulsione e non ci potrà essere, però faremo di tutto per non farla sentire in colpa per questa mancanza, diciamo, dai. Lo chiedo anche a te, come ho chiesto domenica scorsa, le parole del capitano sicuramente vi hanno incoraggiato e vi hanno spronato sicuramente. Beh, assolutamente, la Fra ha fatto quella domenica un'intervista impeccabile, ha sicuramente dato la carica, ma penso che al di là delle parole della Fra, del capitano, ognuna di noi dentro di sé si è un attimo guardato dentro, si è fatto un esame di coscienza e ha capito che per uscire dal momento buio bisognava dare quel qualcosina in più tutti assieme e penso che lo stiamo dimostrando in campo, però dobbiamo essere consapevoli che non basta e che bisogna continuare a farlo domenica dopo domenica. Domenica rientrano anche Tomasella e Zanon, visto le assenze oggi per lavoro. Sì, diciamo che rientriamo a pieno carico tutte, mancherà appunto Vale purtroppo, però anche oggi si è visto che alla fine possiamo adattarci in ogni modo alle mancanze che abbiamo e riuscire comunque a gestire la partita. Oggi abbiamo cambiato modulo, ad esempio, senza neanche provare niente, perché anche lunedì per lavoro e studio non eravamo tutte presenti ad allenamento e nonostante tutto siamo riusciti a muoverci bene, a trovarci bene, soprattutto noi tre davanti, io, Adri e Gretta, che non avevamo mai giocato così. Quindi siamo contente di come è andata e sappiamo adesso di avere una possibilità in più come modulo nel caso in cui ci sia bisogno durante la partita, insomma. Allora siamo con Santin all'Alena, un Brixen che faticava gli ultimi 16 metri a trovare la porta, comunque meglio nel secondo tempo. Sì, beh, noi facciamo sempre fatica a fare gol, è un po' il nostro punto debole, però secondo me abbiamo giocato meglio il secondo tempo e avevamo anche di più la palla, però beh, peccato. Sicuramente in questo campionato sta facendo difficoltà, comunque anche il Brixen nella seconda parte del campionato ha posizionato qualche punto in più rispetto all'andata. Sì, però dai, proviamo sempre a fare il nostro meglio e anche oggi abbiamo lottato fino alla fine. Arriverà il risultato. Grazie e in bocca al lupo allora. Crepi. Allora, Mister Maraner, sicuramente un Brixen che nella ripresa si è fatto vedere di più rispetto al primo tempo, comunque c'è da dire anche che però non riesce a trovare la porta come magari vorrebbe trovare. Ma il primo tempo è stato equilibrato, però il Vittorio Veneto ha tenuto il possesso della palla. Parliamo, secondo me, io l'avevo già detto anche all'andata a lei, di quella che secondo me è la miglior squadra insieme al San Bonifacio. Poi ovviamente adesso il Castelvecchio sta andando alla grande. E quindi il primo tempo così, ma equilibrato, tutto sommato il Vittorio Veneto ha avuto poche occasioni. Nella ripresa invece per mezz'ora abbiamo avuto noi in mano il gioco e purtroppo facciamo fatica a trovare la rete. Infatti di occasioni nitide proprio non ne sono arrivate. No, di occasioni nitide non abbiamo avute a parte qualche punizione. Diciamo che purtroppo la partita secondo me è decisa da episodi, perché il Vittorio Veneto ha avuto 2 rigori che secondo noi, poi ovviamente nel calcio ognuno la vede come vuole, sono assolutamente inventati. Però
comunque ciò non toglie che la partita è finita 3-0. Comunque ho visto che anche recriminava dalla panchina sul fatto che anche per il Brixen magari poteva esserci un calcio di rigore. Ma è sempre il solito discorso della compensazione, no? Cioè magari anche per noi il rigore non c'era, ma visto che hai dato un rigore dubbio ti aspetti che ti venga dato un rigore dubbio. Ecco, un rigore netto non c'era neanche per noi. La cosa però abbastanza che lascia perplessi è il secondo rigore, perché neanche le ragazze del Vittorio Veneto si erano accorte che fosse rigore, insomma. Penso che per un campionato così, dove dobbiamo andare a Pescara, a Iesi, dove ognuno fa dei sacrifici incredibili, penso che avremmo meritato arbitri più adeguati. E proprio di questi sacrifici parliamo anche della giornata disputata oggi, che non è sicuramente un festivo. Sì, ovviamente anche colgo qui l'occasione per, diciamo, non scusarmi, però per dire che ci dispiace perché il Vittorio Veneto ci aveva chiesto di spostare la partita, poi ho visto che per fortuna avevate tutte le titolari tranne Zanon, però purtroppo anche noi non potevamo spostarla, ma l'errore sta nel mettere una partita di mercoledì 14 febbraio. Non si può mettere una partita mercoledì 14 febbraio lavorativo. Sì, sicuramente questa non è una polemica contro il Vittorio o contro il Brixen, anzi è contro la Lega Nazionale Dilettanti. Ma più che polemica contro la Lega è che direi che chi fa i calendari dovrebbe avere un occhio per i sacrifici che fanno le società, perché il calcio femminile è un calcio dilettantistico e andare a Iesi, a Pescara, a Castelnuovo, da Bressanone sono trasferte enormi, lunghissime. Abbiamo giocato il 23 dicembre, abbiamo giocato il 7 gennaio. Penso che sicuramente chi ha fatto il calendario l'ha fatto nel miglior modo possibile, ma penso che poteva essere fatto meglio. Anche perché giustamente il 25 febbraio non si gioca. C'è la pausa adesso sia il 25 febbraio che quella successiva, il 4 marzo, e poi ci sono ancora 2 settimane di pausa a inizio aprile, Pasqua e quella successiva anche. Non so se siano per le nazionali, però insomma qualcosina meglio si poteva fare forse. Comunque riguardo al campionato mister, un Brixen che cerca sicuramente di trovare punti in tutte le partite, comunque sicuramente qualcosa in più dell'andata c'è. Ma noi siamo orgogliosissimi, abbiamo per distacco la squadra più giovane del campionato. Spesso sento dire che Bologna o altre squadre sono giovani, noi abbiamo una media di 17 anni, la più vecchia è una 96 e siamo contentissimi del campionato che stiamo facendo. Noi non abbiamo mai pensato di arrivare fra le prime 3 perché sapevamo che era impossibile, e contentissimi della primavera perché siamo primi davanti a GSM Verona e Fiumauto Valpolicella, che sono squadre di Serie A, e noi con la nostra piccola realtà, un paesino sperduto ai confini con l'Austria, siamo primi. Grazie mister, continuate così allora soprattutto sul campionato primavera, che i giovani sicuramente devono fare bene e lo stanno facendo come hai detto. Grazie a lei, in bocca al lupo per voi, per salvarvi. Al termine di Brixen Vittoria abbiamo mister Toffolo, un Vittorio Veneto che è partito molto bene come domenica scorsa, poi nel secondo tempo ha avuto un attimo di calo, magari dovuto al fatto che il Brixen pressava di più rispetto al primo tempo. Comunque per quanto riguarda la prestazione sicuramente non si può dire nulla neanche oggi. No, le ragazze sono state spettacolari perché giocare ogni 3 giorni è difficile ai nostri livelli. Poi partendo alle 7 di mattina, la trasferta lunga, i chilometri ti destabilizza. Le ragazze sono state bravissime, specialmente nel primo tempo, a improntare la partita come l'avevamo preparata. Abbiamo cambiato anche il modulo di giocare perché c'erano qualche assenze, ma le ragazze sono state strepitose nel fare tutto quello che abbiamo parlato prima della partita. E 3 punti meritati su un campo difficile, in una giornata difficile, quindi ci godiamo il momento e andiamo pieni di entusiasmo a Castelvecchio domenica. Hai trovato qualche difetto nella formazione oggi? No, non lo trovo mai. Allora mister, per quanto riguarda invece il gioco, sicuramente come hai detto te hanno fatto quello che hai chiesto, difatti si è visto soprattutto nel primo quarto d'ora, 20 minuti, poi trovando il gol PI con il rigore sicuramente ha agevolato tutto il resto. Sì, e il primo quarto d'ora sono state alte, corte, non abbiamo rischiato niente, abbiamo giocato anche un buon calcio, quindi hanno fatto quello che speravo. E si sono mosse bene, molto bene soprattutto davanti in mezzo al campo, e devo fare i complimenti anche alla Checca Zanella e alla Vane Stefanello, perché era un pezzo che non giocavano, hanno tenuto praticamente 90 minuti per tutta la partita come giocassero ogni domenica, quindi questo è lo spirito. È chiaro che il secondo tempo dopo il Brixen ci ha messo lì, abbiamo sofferto, non abbiamo dato grandi occasioni a loro, quindi più di qualche cross, di qualche corner, e meritatamente abbiamo portato fuori il risultato pieno. Mister del Brixen replicava magari sul fatto che i 2 rigori fossero generosi, cosa ne pensi? Come diceva Bosco, se l'arbitro fischia è rigore, quindi la terna era lì a 3 metri, ha visto, l'abbiamo fatti,
capita di subirli ingiustamente, ma capita anche di averli a favore giustamente o ingiustamente. Hanno visto questo, hanno deciso questo, e come non mi arrabbio se le decisioni sono prese contro di noi, non dico nient'altro per quelle a nostro favore. Domenica finisce il trittico di partite con la trasferta ancora a Castelvecchio. Per quanto riguarda il match, sicuramente rientrano Tomasella da titolare, vista l'assenza oggi. Sì, rientra la Tomasella e la Marga Zanon, quindi torniamo a ranghi completi, e ci mancherà dal Pozzolo, che dopo rientro Lampo, insomma, oggi per un errore tecnico è stata espulsa, ma come ho sempre detto, 23 giocatrici che lasciano l'anima in campo, mettono tutto quello che hanno, quindi non c'è nessun problema per andare ad affrontare la seconda in classifica. Però i problemi magari si troveranno su un campo che sicuramente è difficile, è sempre stato difficile per Vittorio Veneto, dovuto anche al terreno di gioco, in questo senso parlo. Sì, ci adatteremo, anche se il terreno è brutto e magari non riusciremo a esprimere il nostro calcio. Come era oggi sul sintetico, quindi come ci siamo adattati oggi, ci adatteremo a Castelvecchio.